È il primo carnevale della stagione, quello svoltosi questo pomeriggio nella frazione di Santo Stefano, in località Zimella nel Veronese. 6 i carri allegorici e diversi gruppi mascherati che hanno sfilato per le vie del paese, preceduti dalla più alta carica del carnevale veronese, il papà del gnocco, interpretato da Enrico Zecchetto in una delle sue ultime uscite prima di passare lo scettro, il caratteristico Piron col gnocco, al vincitore delle prossime elezioni che si terranno domenica 10 febbraio e che vedono in lizza Francesco Gambale e Sebastiano Ridolfi. Tornando alla sfilata di questo pomeriggio, organizzata dalla Compagnia dei Tiratardi in collaborazione con la parrocchia e il Circolo Noi, buona la partecipazione di grandi e bambini che hanno seguito la sfilata da bordo strada. I carri, alcuni alla loro prima uscita, altri già noti, portano avanti i temi più disparati, con personaggi di spessore nella scena internazionale come il presidente Trump rappresentato a cavalcioni di un bus e contornato da missili, oppure la natura e il sempre più incombente problema dei cambiamenti climatici. I gruppi a presenziare sono giunti da Locara, San Zeno di Mozzecane, Zevio, Roveredo di Guà, Cazzano di Tramigna e Roverchiaretta. Oggi giornata di debutto anche per la quinta stagione di Per un pugno di coriandoli, la nostra trasmissione che vi porta nei principali eventi carnevaleschi del Veneto e che quest'anno vi terrà compagnia fino a settembre. A tal riguardo vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. Giovedì alle 14 su Premium 2 è prevista la replica di questo carnevale, mentre domenica 20 vi aspettiamo a partire dalle 14 su Premium 1 con la diretta del carnevale di Vedelago. Swishamar Channel News, Santo Stefano di Zimella.